L'esperienza del quad nel deserto è senz'altro un'esperienza da fare, quindi chi viene a Dubai sicuramente non può perdersela. Si inizia con il quad che, vi assicuro, non è così semplice da controllare quando devi scalare a velocità una montagna senza vedere e sapere cosa ti aspetta al di là dell'altura. Mani al freno e all'acceleratore si alternano a sgommate e sbandate, mentre in mente ti risuona la raccomandazione della guida che ti accompagna e traduce: attenzione, perché non siete assicurati contro gli incidenti e gli infortuni. Non molto consolante, pensi, quando ti ritrovi a pochi centimetri da un dirupo. A quel punto certamente più rassicurante è il giro sul cammello. Certo, ti si stringe il cuore a vedere quei poveri quadrupedi che ogni giorno devono farsi montare da centinaia di turisti desiderosi di questa esperienza. Ma tant'è, purtroppo, ognuno nella vita è chiamato sempre a recitare la propria parte. Si torna coi piedi per terra, ma giusto il tempo di sedersi su una scivolosa tavoletta che ti trascinerà in un dirupo. Già, occorre provare anche il sandboarding, ovvero sciare sulla sabbia con una tavola simile a quella da surf. Poi ci si può sdraiare comodamente e guardare il tramonto che si avvicina e già immagini la cena tipica che ti serviranno fra le dune mentre la luna si sostituisce al sole. Ma non è finita l'avventura. Prima di mangiare, già perché solo a stomaco vuoto si possono affrontare certe esperienze, c'è ancora il rally fra le dune a bordo di un veicolo a 4 ruote motrici. Già, una di quelle auto che ti fanno autointerrogare sulla efficienza di un 4x4 che affronta a velocità dune improponibili e sulle capacità di un driver che non conosci. Ma tant'è, anche in questo caso ognuno non sempre riflette subito sulle scelte fatte. Ma per fare questo abbiamo anche pagato. Questa è la cosa più pazzesca. Ma tornati coi piedi per terra ci si ristabilizza nell'equilibrio psicofisico, magari rilassandosi con il fumo di un narghiliè o porgendo la mano per un tatuaggio all'ennè. Il deserto è immenso, certamente lo si può fare con una guida, perché salire e scendere le dune è molto pericoloso se non sei abituato, quindi qua c'è gente che davvero sa quel che fa. E poi entrare in un'oasi, entrare in un villaggio è veramente qualcosa di eccezionale. Ti danno tutto free, ovviamente pagato nell'escursione, ma la possibilità di poter mangiare tutto quello che vuoi, c'è un buffet meraviglioso con il classico cibo arabo e c'è anche uno spettacolo di luci, uno spettacolo di suoni, uno spettacolo che veramente nella vita si deve provare. La visita nel deserto è senz'altro una delle tante cose che a Dubai non devono e non possono mancare. Guardate che spettacolo!